Nella sede del PD di Verona in via Valverde è stato presentato il piano ambientale per il Veneto che coniuga tutela del territorio e sviluppo economico. Sono intervenuti Alessia Rotta, presidente della Commissione Ambiente della Camera, Diego Zardini, deputato del PD, Anna Maria Bigon, consigliere regionale, e Luigi Cadura, ex sindaco di Pescantina, candidato ora in consiglio regionale. Io credo che questo territorio, anche l'emergenza Covid, ci dica, in quanto è importante anche la risorsa turistica, cosa c'entra con l'ambiente, che il nostro paese va preservato. Preservare il paese sotto il profilo ambientale non significa essere contro lo sviluppo, e questo credo che sia la nostra scommessa, la nostra sfida. Non a caso molta parte delle risorse europee, il Green New Deal e il Recovery Fund, tante risorse vanno in questo senso, nella riconversione anche di parte dei settori economici per l'impresa pulita, sull'energia pulita, e credo che in questo gli italiani abbiano molta più sensibilità di quello che forse la politica abbia considerato. Il territorio veneto è stato a lungo martoriato, è maglia nera sulla cementificazione, ma non solo, il territorio veronese lo è stato pure. Se una discarica di Pescantina non ha avuto risposte per troppo tempo dalla regione, noi siamo intervenuti con il governo con 65 milioni, se è vero come è vero che il FAS ci sono voluti 80 milioni sempre del governo e la regione Veneto è in ritardo sulla costruzione di condotte alternative per un approvvigionamento di acqua pulita. Questo significa però che anche il nostro territorio ha bisogno di uno sviluppo ordinato e non disordinato e dissennato come quello che è stato. Sono contenta di poter dire che lunedì, e sarò al suo fianco naturalmente, verrà a Verona in prefettura ufficialmente la ministra De Micheli per l'inaugurazione e l'affidamento dei lavori della TAV, che quindi continua, un'opera decisiva, sarà decisiva anche per il nostro territorio, per l'impresa, ma non solo, per le merci, per lo sviluppo del nostro territorio. L'affidamento dei lavori, dicevo, Verona-Vicenza, un altro pezzo che va avanti, un altro pezzo di impegno rispettato, qualcuno parla, qualcun altro fa, le risorse ci sono, l'affidamento dei lavori c'è, procedono con affidamenti seri e ordinati. Il Veneto è una regione a forte vocazione industriale. Industrializzazione e sostenibilità possono coniugarsi? Allora, si possono coniugare nel momento in cui comunque si prendono degli indirizzi ben chiari e precisi, nel senso che, ad esempio, il Veneto è bandiera nera per la cementificazione. Non dimentichiamo che anche Verona come provincia è bandiera nera per quanto riguarda le province, perché solo l'anno scorso, 2019, ha cementificato 250 ettari in più di cemento. Allora dov'è che diventa e può essere sostenibile? Nel momento in cui noi cementifichiamo, ma non per occupare ulteriore suolo pubblico e ovviamente anche agricolo, ma soprattutto nel momento in cui andiamo a recuperare quelli che sono stati dismessi. Non dimentichiamo che nel Veneto abbiamo 11.000 capannoni vuoti e 500.000 appartamenti vuoti. Per quanto riguarda l'inquinamento, noi non dimentichiamo anche PFAS, noi abbiamo una vasta zona soggetta a questo tipo di inquinamento, e per la tutela della salute dovremo intervenire subito con la progettazione della bonifica della Miteni, cosa che a mezzo di un emendamento ho chiesto e la messa a disposizione di almeno 3 milioni di euro è stato accolto all'interno di un maxi emendamento regionale. Allora, il Veneto ha bisogno del Partito Democratico, perché in questi anni l'ambiente è stato veramente trascurato. Io ho avuto l'esperienza come sindaco del comune di Pescantina della bonifica della discarica di Pescantina, dove grazie a un rapporto intessuto con i parlamentari del PD, quindi in qualche maniera saltando tra virgolette la regione, siamo riusciti a ottenere un contributo di 65 milioni di euro per la bonifica. L'ambiente ha bisogno di essere maggiormente curato. Abbiamo una buona parte della nostra regione che nei mesi invernali ha l'aria respirabile a causa delle polveri sottili. Abbiamo la città di Venezia che è allagata molto spesso, recentemente abbiamo visto addirittura allagata la sede del Consiglio regionale. Il Veneto ha bisogno di una attenzione maggiore all'ambiente, abbiamo bisogno di percorsi ciclabili, dobbiamo potenziare il trasporto pubblico per i trasferimenti più lunghi, dobbiamo portare a fine il collettore del Garda, che è importantissimo perché preserva il 40% delle riserve di acqua potabili nazionali. Bisogna sfruttare l'alta velocità che libererà delle linee ferroviarie che devono essere destinate ai sistemi metropolitani in superficie. Quindi serve una cura del ferro per la Regione Veneto, serve una viabilità ciclabile. Dobbiamo lavorare anche per un'agricoltura sostenibile.
Noi abbiamo delle eccellenze agricole, siamo una regione con una forte vocazione agricola, ma purtroppo molto spesso le monoculture si rivelano negative per l'ambiente. Dobbiamo quindi cercare di lavorare assieme agli agricoltori per un'agricoltura biologica, per un'agricoltura che sia anche rispettosa dell'ambiente.